Quarta corsa ed è il secondo impegno riservato ai 3 anni, sono 8 al via: Bronx B, Bristol Home, Beverly Trio, Big Ben Pax, Big Ben Wallace, Briscola Matley. In seconda linea Barone Rosso Play e Blackfire Horse. Favori netti per Bronx B numero 1. Partenza all'errore di Bristol Home, mentre veloce Beverly Trio, che però deve subire il ritorno di Bronx B. Più indietro invece Briscola Matley cerca di parcheggiare subito. Numero Insiste 4 all'esterno Big Beverly e Ben passa. Pax Le squalifiche per Big Ben squalificato. Pax sono rimasti in 3 all'avanguardia, con al comando Beverly Trio nei confronti del favorito Bronx B. In terza posizione Briscola Matley, molto più discosti seguono gli altri. Tanto primi 200 in 14,7 e 400 iniziali che se ne vanno in 34 per Beverly Trio, che guida tranquillamente nei confronti di Bronx B. Briscola Matley. Più indietro dovrebbe essere Bristol Home, che cerca di recuperare dopo aver lasciato metri in partenza, ma tutti gli altri hanno sbagliato, quindi sono all'inseguimento. Tanto i 600 in 47 per la testa Beverly Trio, Paolo Leoni, che conduce davanti alle tribune nei confronti di Bronx B. In terza posizione per Briscola Matley, mentre si riavvicina ora Blackfire Horse, che Numero precede Bristol 7 Home, Barone Rosso Play debuttante. Qualifica per squalificato. Barone Rosso Play. Intanto 1-2-3 il passaggio agli 800, il chilometro che la battistrada completa in 1:17,5. L'errore di Bronx B a 550 dal palo. Numero 1 Viene Bronx B squalificato. Aveva già perso un pochino l'andatura e ha finito con lo sbagliare. Intanto in seconda posizione rimane Briscola Matley, in terza c'è Blackfire Horse, poi Bristol Home. Siamo al completamento della piegata con Beverly Trio in vantaggio. Prova a spostare Briscola Matley dalla scia della leader. Ultimi 150 metri di gara con in vantaggio Beverly Trio. Ci prova comunque Briscola Matley, l'estremo outsider del campo. Si difende Beverly Trio, ci prova ancora Briscola, ma Beverly Trio viene a concludere nei confronti di Briscola Matley. Al terzo è Blackfire Horse, 1:16,7 con 37 a chiudere. Vince quindi Paolo Leoni con Beverly Trio, quota di 3,55 al totalizzatore. Al secondo posto finisce l'estremo outsider del campo Briscola Matley, 143 la quota al totalizzatore sarebbe stata. E corre comunque molto bene, andando in terza posizione alla corda, poi guadagnando la seconda piazza sull'errore di Bronx B, attaccando in retta d'arrivo Beverly Trio, che deve difendersi nel finale, ma vince ancora agevolmente, perché c'è un'incollatura sul palo. Chiude comunque bene al suo esterno Briscola Matley, mentre al terzo chiude Blackfire Horse.